Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere forse una delle partite di scacchi più belle di sempre. In assoluto la più bella di Mikhail Tal, che gioca col nero, col bianco il suo avversario con un altro nome impronunciabile, non fatemelo dire, lo scriverò, anzi lo vedrete nella figura qui in sovraimpressione. Andiamo a vedere. Cavallo F3 apre l'avversario, Tal risponde con G6, vero che rispondi con G6? Ok. G3, alfiere in fianchetto, tutto simmetrico fin qui, D6, D3, tutto simmetrico, E5, E4, tutto simmetrico, cavallo C6, cavallo C3, con grande inventiva il bianco risponde alle mosse del nero. Ora questo cavallo ovviamente lo metteresti qui o qui ovviamente. Su F3 diciamo ostacolerebbe questa bella diagonale del nero, dell'alfiere caposcuro, scusami, che per ora è comunque già ostruita di per sé, ma in realtà aiuta ad aumentare il controllo sulla casa D4. Cavallo F6 ostruirebbe quell'alfiere, mentre cavallo in G7 va benissimo, non ha nessuna controindicazione. Alfiere in E3, arrocco corto e adesso donna di 2. La donna di 2 ha essenzialmente due scopi in questo tipo di mosse: o il bianco vuole progettare un arrocco lungo, ma mi viene difficile da credere, soprattutto perché il bianco ha fianchettato, quindi il re quando c'è un fianchetto sta benissimo. Quindi la seconda spiegazione che mi viene in mente è che il bianco vuole fare la famosa mossa di sfianchettamento, si chiama, cioè mettere in batteria la donna con l'alfiere in modo tale che possa andare su H6 e quindi costringere il cambio dell'alfiere, poiché quest'alfiere non si potrà sottrarre, altrimenti viene persa la torre, e quindi o si cattura e facciamo arrivare la donna avversaria su H6 o si attende che sia l'avversario a catturare il nostro alfiere e noi arriviamo con il re in G7. Ora Tal gioca a cavallo in D4. Questa mossa può sembrare azzardata, anche perché ora, a seguito di un possibile cambio, anzi facciamo questo, a seguito di un possibile cambio ci sarebbe questa. Tu dici, cavoli, che brutta struttura pedonale che è il nero, anche un pedone qui avanzato, doppiato sulla casa D, è una buona mossa. Allora tieni questa regola in mente: quando c'è un alfiere che sostiene questo pedone, questa mossa è buona, non ti preoccupare. Se non ci fosse stato questo alfiere e il pedone si ritrovava qui, immaginati una situazione di questo tipo, sarebbe stata un po' più problematica, ma con l'alfiere che sostiene non ci sono problemi. Tant'è che su cavallo D4 ovviamente il bianco gioca cavallo in E2 con l'idea ora di attaccare questo cavallo 3 volte, mentre per ora il cavallo è difeso solo 2 volte, una volta dal pedone e l'altra volta dall'alfiere. Quindi se non si prendono dei provvedimenti si rischia di perdere questa combinazione. Adesso mi raccomando, pensaci bene, stiamo parlando di Tal, uno dei più grandi attaccanti di sempre. C'è una mossa straordinaria, degna dei migliori problemi e puzzle scacchistici. Vediamo se riesci a vederla. Tocca al nero, ti lascio una decina di secondi per ragionare. E la mossa che fa vincere il nero è alfiere in H3. Riesci a capire qual è l'idea tattica dietro questa mossa? Semplicemente, se il bianco cattura, l'alfiere non protegge più questo cavallo che può essere catturato, con ovviamente attacco doppio su re e regina. Quindi ovviamente l'alfiere non può catturare. E mi sembra ovvio che non catturando bisogna trovare un'altra soluzione, e infatti il bianco continua con cavallo, cattura cavallo. Adesso come si continua? C'è questo alfiere sotto, c'è bisogno di proteggerlo o di attaccare. Alfiere per G2, il cambio non avrebbe portato a nulla di interessante per il nero, poiché questa si giocava in questo modo, con posizione leggermente vantaggiosa per il bianco.
Dunque, che cosa gioca ora il grande tal? Gioca alfiere per G2, la torre sotto si deve togliere e va in G1, dove da G1 ovviamente sta attaccando il nostro alfiere. E adesso come si continua questo attacco? Siamo in pieno attacco, dobbiamo cercare sempre di mantenere l'iniziativa il più possibile. E ora tadadadan, pedone per D4, si lascia l'alfiere in presa per attaccare in questo modo. Ovviamente non si può catturare di torre, altrimenti arriviamo con questa continuazione dove ci ritroviamo con un pezzo leggero in più. Perciò cavallo per D4. Attualmente il bianco si ritrova con un pezzo in meno, ma c'è il nostro alfiere che è lì pronto per essere catturato. E inoltre non si sa bene dove possa andare, anche perché su queste case non può andare che c'è la torre. Qui c'è il nostro cavallo e seguito di H3 può essere, diciamo, facilmente murato vivo con la spinta G4. Dopodiché torre G3 e si minaccia di catturare l'alfiere. Ora l'attacco si continua in questo modo molto interessante. C5 con l'idea di far spostare il cavallo da qui in modo tale che il nostro alfiere si possa ritirare in F3, impedendo anche un arrocco lungo, e rendendo più forte la diagonale dell'alfiere camposcuro e dando una diagonale di libertà alla nostra donna. La partita continua con cavallo in B5, alfiere F3, come dicevamo, e ora G4 per bloccare le vie di fuga al nostro alfiere. Siamo sempre qui che stiamo per perdere l'alfiere in un qualsiasi momento e ora viene giocata la mossa D5. Ti faccio vedere un'altra possibilità che era F5 e la partita poteva continuare in questo modo: G per F5, G per F5, sacrificio di qualità, donna H6 e ci si riprende la qualità fra pochissimo, cattura di questo pedone che è rimasto indifeso, scusami, F per 4, donna G5 scacco, parata di cavallo, donna in D5 scacco, re H8. Questa era ovviamente una possibilità, sempre con vantaggio ovviamente del nero. Ma su G4 Tal preferisce giocare D5. Questo pedone ha la funzione di sostenere questo alfiere e di andare sempre di più ad aprire le linee. Segue alfiere per C5, torre C8, minacciando l'alfiere e fregandosene ovviamente di questo tipo di entrate. Alfiere in A3, D per 4, D per 4. E ora è interessante. Cambieresti la donna col tuo avversario, sì o no? Domanda da $1.000.000. La risposta seria è no. Perché no? Ok, sì, è vero, abbiamo 3 pezzi leggeri contro 2 pezzi leggeri, siamo in vantaggio, semplifichiamo, vinciamo, ma qui non è solo una questione di vantaggio numerico di materiale, cambiamo tutto, qui è anche un vantaggio di posizioni. Guarda un po' il nostro avversario, non sta facendo una mazza, non può più arroccare corto perché ha spostato la torre, non può arroccare lungo perché c'è l'alfiere che tiene qui. Un alfiere e a lato, sì, ok, ci inchioda questo cavallo, va bene. Un cavallo che è qui in mezzo alla scacchiera che non sa bene cosa fare. Noi invece abbiamo questi nostri alfieri che sono fortissimi. Il cavallo che può tramite manovre diventare importante e dunque non avrebbe alcun tipo di significato per noi scambiare in questo momento le donne. Anzi, ok, siamo in vantaggio, ma utilizziamo i pezzi in più che abbiamo per creare attacchi micidiali che il nostro avversario non potrebbe fermare mai. Per esempio, donna B6, è il momento di far uscire la donna, questa donna attacca ovviamente anche questo cavallo. Alfiere per E7, la donna andando in B6 ha lasciato scoperto l'alfiere, sembra che ci sia un problema perché adesso su donna per B5 addirittura c'è questa ed è un problema perché adesso per esempio
se il nero cattura in questo modo, ok, sì, il vantaggio probabilmente è sempre del nero perché ha i pezzi posizionati bene, ma la partita, diciamo, a livello materiale è quasi pari. In realtà lo scopo di Tal non è andare a finire in questa posizione, ma dopo alfiere per F8 gioca donna per B2. Ok, tu ti sei preso la mia torre, ora io minaccio di prendermi la tua di torre e praticamente di farti scacco matto, poiché il mio alfiere ti tiene queste case, la donna controllerebbe la prima traversa e sarebbe scacco matto. Il bianco trova una soluzione intelligente che è alfiere per G7 che controlla questa diagonale impedendo alla donna nera di catturare la torre, ma ovviamente Tal aveva previsto tutto. Re per G7. Ok, fermiamoci un attimo qui. Abbiamo alfiere e torre contro torre e torre, ovviamente le due donne sulla scacchiera. A livello di materiale siamo in svantaggio. Ora il bianco gioca torre C1 in modo tale che la torre con la donna aiutano a difendere il punto C2. La torre a sua volta è difesa dalla donna. Sembra che il bianco sia in una botte di ferro che si sia ripreso e che tutti gli attacchi del nero alla fine poi non abbiano portato a nulla di significativo. E adesso ti lascio altri 10 secondi perché qui ragazzi d'ora in poi ci saranno solo colpi tattici, ma colpi tattici difficili, abbastanza difficili da vedere. Vediamo se trovi la mossa importante del nero. Oh yeah, la mossa è torre di 8. Capisci perché Tal lascia in presa una torre? Questo è ancora una volta il famoso tema della deviazione, cioè togliere la donna dal controllo di questa torre in modo tale che poi noi andiamo a catturare la torre e facciamo scacco matto. Dunque non si può catturare questa torre, il bianco gioca donna in E3 in modo tale da sottrarsi dall'attacco della torre, controllare la propria torre e allo stesso tempo, perché no, attaccare anche l'alfiere avversario. E adesso come si continua? Parliamo ancora di tattica, altri 10 secondi per vedere la mossa migliore. E la mossa migliore è sacrificio di donna su pedone. Ancora una volta il tema della deviazione. Questa torre serve a controllare la prima traversa, ma dopo che la torre cattura la donna, entriamo qui e la partita finisce con uno scacco matto. Dunque non si può catturare la torre. Come continua la partita? Continua con re in F1. Il re cerca di trovare una posizione migliore e adesso, ancora una volta, piccolo colpo tattico, torre in D1, scacco. A seguito di torre per, la partita continua con donna in D1, scacco. L'unica possibilità per ora è interporre la donna e ora, se facciamo così, non abbiamo ottenuto nulla. Una volta che la donna si è interposta c'è lo scacco in D3 e qui ovviamente l'unica è mettere davanti la donna e ora sì che la partita è veramente finita. Dunque non so se ti sei reso conto, ma Tal ha sacrificato praticamente tutto già da qui in poi ha iniziato a sacrificare tutto, il pedone, ha sacrificato il cavallo, ha sacrificato la torre, ha sacrificato l'alfiere perché aveva visto che la donna sarebbe riuscita in combinazione dell'alfiere a creare una rete di matto. Rivediamoci velocemente la partita da qui in poi. Tac, 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 sacrificio di cavallo, sacrificio di torre, sacrificio d'alfiere, tutto sta dando per creare la famosissima rete di matto e sta sfruttando ovviamente
la non comunicazione delle torri. Per questo quando dico ragazzi fate comunicare le torri, perché quando le torri non comunicano, non sono connesse, sono attaccabili, sono vulnerabili, capisci? Vedi che la donna nera deve sempre cercare di difendere la propria torre, proprio perché questa torre non è connessa con l'altra torre. Altro tema tattico e fino al colpo finale che porta ovviamente alla vittoria. Bene, io spero che anche questa partita vi sia piaciuta, è una delle partite più eccezionali a livello di attacco e di possibilità che il gioco degli scacchi offre. Questo è stato veramente un gioiellino. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!